Come diceva prima Pietro, abbiamo individuato i responsabili elettorali nei comuni in cui andiamo al voto, e tra cui Portogruaro. Devo dire che la cosa della decisione del comitato, ma al di là del comitato, la cosa a Portogruaro è naturale. Credo sia uno dei comuni che ha meno difficoltà di integrazione, di crescita, di comunanza di idee, di lavoro, diciamo, del Popolo della Libertà. Almeno, ovviamente siamo un partito di anarchici noi, ognuno ha la sua testa, però diciamo almeno qui gli anarchici hanno deciso di stare assieme, di promuovere, di lavorare, di crescere, anche qualche monarchico, Paolo, di costruire le battaglie che abbiamo di fronte. E questo è un fatto positivo, perché credo che il Popolo della Libertà nasca non perché viene fatto sì per decreto, per intuizione, ma anche perché, voglio dire, è il sentire comune del nostro popolo, della gente. E credo che, e lo dico io che sono stato all'esterno, un po' per il lavoro degli amici coordinatori, ma soprattutto per il lavoro di Paolo e soprattutto anche del lavoro vostro, c'è stata già una sintesi, come si può dire, un percorso limpido, tranquillo, nelle decisioni del fare che abbiamo di fronte da prendere relativamente alle elezioni amministrative. E questo è un fatto positivo. Positivo non solo all'interno nostro, guardate, ma positivo soprattutto per la gente che ci guarda, per quella che deve votarci. È un segnale di tranquillità, di certezza, di indirizzo e senza che, come molto spesso in altri comuni, in molte realtà, ci siano stati, come si può dire, questioni, beghe e quant'altro. Quindi non dico che tutto il percorso è liscio come l'olio, ma credo che sia un percorso, almeno nell'impostazione nostra, positivo. E quindi dobbiamo lavorare, lo accennava prima Piero Lambuschi, poi presumo lo dirà anche a Colli a noi, dicendo io ringrazio tutti loro, ringrazio tutti voi per quello che avete fatto fino adesso e per quello che farete, perché è un fatto importante. So che c'è un lavoro coordinato anche da Paolo, dal nostro senatore, di allargare la platea, perché alle elezioni che siamo andati a primavera lavoravamo liste civiche, lavoravano fuori, tentiamo di creare le condizioni per cui ci sia un più ampio sostegno già al primo turno alla nostra candidatura, e questo è un fatto importante. Guardate, adesso abbiamo anche un vantaggio in più che non avevamo a primavera. Noi governiamo questa provincia in 25 comuni su 44. 25 comuni su 44 sono governati dal centrodestra. Speranze varie, alcuni c'è la Lega, alcuni meno, ma insomma ci siamo dappertutto. E abbiamo vinto la provincia di Venezia, che allora quando siamo andati al ballottaggio la cosa, sì, la speravamo, ma non avevamo la certezza, l'abbiamo saputa dopo, 2 o 3 ore dopo. Quindi abbiamo come si può dire, un vantaggio credo enorme. L'anno prossimo lasciamo un po' a parte per un secondo Venezia, che è una partita più ampia, abbiamo 4 comuni che vanno al voto: Portogruaro, Torre di Mosto, Cavallino e Dolo. Io spero che a Torre di Mosto, spero di essere abbastanza convinto, non ci si divida ancora e quindi si conquisti quel comune, come è stato fatto nel passato. Sono convinto che con una ampia aggregazione a Portogruaro ce la faremo, e spero ci sia la conferma del Cavallino e la conquista di Dolo. Non è solo un fatto di bandierine, è un fatto che la nostra provincia sta acquisendo consapevolezza che il Popolo della Libertà, e con l'alleanza della Lega c'è un gruppo dirigente consolidato che è in grado di portare avanti gli obiettivi, le strategie del futuro di questa provincia, di crescita, di sviluppo, e sono la cosa più importante. E guardate, quest'area, il portoguarese, come l'intera provincia di Venezia, nei prossimi anni, nei prossimi 10 anni, sarà l'area che avrà maggiore potenzialità di sviluppo, se sarà in grado di cogliere queste potenzialità, rispetto a quello che si prospetta. Nel Veneto la provincia di Venezia avrà nei prossimi anni, e vado elencando titoli, ma sono cose che non sono, voglio dire, libro dei sogni da scrivere nei programmi, sono cose che sono già in essere in quanto partenza con pose della prima pietra.
il completamento dell'SFRM fino da metropolitana di superficie fino a Portogruaro, la terza corsia dell'autostrada, sono state già date via ai lavori, i due caselli Meolo e Alvisopoli, la Treviso Mare e poi successivamente da Alvisopoli a Vivione col progetto, la strada che collegherà appunto le spiagge all'autostrada, l'alta capacità e l'alta velocità che troverà poi un confronto con gli enti locali, in questo caso Portogruaro, se avremo il sindaco e senz'altro l'avremo, sarà determinante il confronto per i tracciati, per tutto quello che ne consegue. Quest'area sarà interessata, non sto qui a dire del porto di Venezia, del passante, del Romea commerciale, che sono cose diciamo, importanti per la nostra provincia perché diciamo, riguardano un po' la parte sud, ma qui quest'area diventerà centrale non nel Veneto, nel centro Europa, sarà il bacino su cui ci si confronterà con il nord Europa, con l'est Europa, e su questo dobbiamo avere un gruppo dirigente degli amministratori regionali, provinciali e locali che sappiano cogliere un fatto importante. L'autostrada è un mezzo su cui transita gente. Se transita la gente e ci passa sopra il treno, noi facciamo solo gli spettatori. Dobbiamo far sì che queste infrastrutture, che questa nostra provincia riesca anche a coglierle per radicare sul territorio sviluppo e frutti dal punto di vista appunto dello sviluppo in modo intelligente. Noi siamo la provincia con la prima industria d'Italia, che è il turismo. Abbiamo quest'anno ormai certificato 34 milioni di presenze di turisti, è la prima, pensate che il Veneto ne fa 61 milioni, scusate, noi ne abbiamo 34. E siccome il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, chi contribuisce al primato italiano è la provincia di Venezia in assoluto, e questo non è un fatto secondario dal punto di vista dello sviluppo. Se le infrastrutture, se i rapporti culturali, sociali, economici, se questo grande patrimonio di turismo, che vuol dire anche legami economici, storico, culturali e quant'altro, riusciamo sul serio a far sì che questa provincia diventi nodo centrale nei prossimi anni del futuro dell'Europa. Questa è una scommessa importante su cui dobbiamo muoverci e dobbiamo farlo capire ai cittadini di Portogruaro, perché lo sviluppo appunto è legato alla sintonia del governo nazionale, in cui molte delle scelte che oggi noi stiamo avendo in positivo, la terza corsia o i caselli, sono 7 perché c'è la legge obiettivo che il nostro Presidente, che il Parlamento ha fatto, mettendo i commissari, in questo caso Tondo, in altre parti Vernizzi o a seconda delle... Sono scelte che ai cittadini bisogna dire che se sono fatte con tempi certi sono merito dell'attività del nostro Parlamento, del nostro governo, non di Dio sa quale mago. Questa è la nostra... dobbiamo dirlo con chiarezza, perché questi sono la forza dei nostri programmi e quindi dobbiamo mettere in sintonia le amministrazioni locali con provinciali, regionali e il governo nazionale.